di Dinamite nella falsa partenza fa propendere Lago magari per un piazzato di quota che potrebbe essere Danimatic. Per simpatia dico Danimatic col 7, piazzato. Si muove la macchina per la terza corsa, il debutto dei cavalli di 2 anni all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono in 8 al via, una prova appunto per cavalli debuttanti, non potrebbe essere altrimenti al 2 di luglio. L'1 Don King Matley, 2 Dude Club, 3 Dinavald, 4 Divine Matley, 5 Dinamite, 6 Dulcinea di Casei, 7 Danimatic, 8 Dami Fair Bigi. Tutte femmine tranne l'1 e il 2. Parte piano con l'8 Dami Fair Bigi e si parte con la velocità da parte di Dulcinea di Casei che va al comando dal 6. Problemi per Dinamite che si deve rimettere in coda dopo un breve svarione iniziale. Dulcinea di Casei in vantaggio nei confronti di Divine Matley, in terza posizione Dude Club, poi ancora Don King Matley a precedere Danimatic, Dinavald, quindi Dami Fair Bigi alla retroguardia Dinamite. 16:3 per il lancio iniziale, si muove all'esterno Danimatic che cerca di risalire il gruppo dalla quinta posizione, trova l'anticipo da parte di Dude Club che si scosta dai birilli, 33,2. Intanto i primi 400 metri tranquillissimi da parte di Dulcinea di Casei. La leva di Andrea Vitagliano continua a comandare la corsa dalla posizione migliore, ovvero la testa. In seconda posizione Divine Matley, all'esterno avanza il favorito Dude Club, si trascina Danimatic, quindi ancora Don King Matley lungo la corda e Dinavald che va a fare la terza pariglia esterna quando siamo al completamento del primo giro, che Dulcinea di Casei passa in 1,5,5 sul piede dell'1,22. Dude Club prova ad aumentare le serrate esterne lungo la corda, è sempre molto bene Divine Matley, quindi ancora Don King Matley, galoppa Divine Matley al chilometro in 1,20,9. Dude Club scende secondo avanti a Danimatic che scende terza ma galoppa, poi allora prova ad avanzare Dinavald che si trascina Dinamite. Intanto Dulcinea di Casei ha preso margine di vantaggio nei confronti di Dude Club, i 3/4 di miglio passati in 1,35,3, 14,4 la dritta di là da parte di Dulcinea di Casei che ha sparato i massimi a palo lontano ed è in chiaro vantaggio nei confronti di Dude Club che si deve accontentare un pochettino sulla curva. Prova a venire a fare l'arrivo Dinavald che passa in terza posizione su Don King Matley. La retta arrivo per Andrea Vitagliano e Dulcinea di Casei che da buon maestro dei puledri porta a casa la prima vittoria al Savio. Dulcinea di Casei che vince con Andrea Vitagliano che saluta il pubblico, al secondo è Dude Club, al terzo Don King Matley. Successo della figlia di Nadalsheva e Libra di Casei, di proprietà di Vincenzo Vitagliano, allenata e guidata ovviamente da Andrea Vitagliano. La qualifica il 2 di maggio, 2 mesi dopo il debutto vincente per Dulcinea di Casei.